La Sicilia è la regione europea della gastronomia 2025, prima in Italia a ottenere questo riconoscimento internazionale assegnato dall'International Institute of Gastronomy. Il G7 Agricoltura di Siracusa e l'Expo di Vinazione sono stati il luogo e l'occasione per parlare di un riconoscimento che non arriva a caso, un successo che inorgoglisce il neoassessore all'agricoltura della regione siciliana Barbagallo. È un programma che è nato con il mio predecessore, l'assessore San Martino, con il pieno sostegno del presidente Schifani. Li ringrazio ambedue per questa straordinaria opportunità che danno alla Sicilia e a me di portare avanti questo lavoro. Sicilia, regione della enogastronomia, non significa soltanto esaltare i prodotti di eccellenza della nostra Sicilia, prodotti DOP, prodotti GP, prodotti biologici, una diversità e una biodiversità che è veramente elevata, ma significa anche promuovere la Sicilia, promuovere il Made in Sicily, il che significa cercare di raccordare le iniziative sulla enogastronomia e sui prodotti agroalimentari con le bellezze del turismo, con le bellezze dei beni culturali, con i borghi marinari, con i borghi rurali, con le riserve siciliane, cioè sostanzialmente cercare di innalzare il livello di attrattività della Sicilia trainando tutti gli aspetti delle bellezze siciliane attraverso l'agroalimentare. Ma il riconoscimento è onore e responsabilità al tempo stesso. Io spero che stiamo per uscire dal momento critico della siccità, dal momento più acuto, momento che ha visto diversi mesi con grandi sofferenze, soprattutto da parte degli imprenditori agricoli e delle aziende a cui sono molto vicino. Passato questo momento dobbiamo passare alla programmazione e già c'è un primo intervento immediato che come governo porteremo avanti come assessorato, che è quello di emanare tra pochi giorni, tra una decina di giorni, un bando a favore delle aziende agricole che metterà a disposizione 100 milioni di euro per fare laghetti collinari, per fare laghetti aziendali, per fare pozzi, per fare impianti di dissalazione e quindi tutte quelle misure che consentiranno appunto di mitigare in futuro i sicuri periodi di siccità. Se il G7 è stato segnato dalla presenza dei giovani, anche l'assessorato regionale all'agricoltura punta su di loro. Il confronto tra le imprese e la ricerca è un incontro fondamentale. Peraltro l'assessorato agricoltura ha promosso diversi bandi per appunto facilitare la collaborazione tra le imprese e i ricercatori. Un volano per i prodotti siciliani e di certo il marchio Born in Sicily. Obiettivo dell'assessorato è anche il rafforzamento dell'export. Sì, il Born in Sicily non deve essere solo il born delle eccellenze agroalimentari, deve essere qualcosa in più, deve essere un'esportazione delle nostre bellezze turistiche e quindi che rappresenta un asset fondamentale per la nostra Sicilia e poi dei beni culturali. Dobbiamo rafforzare questo legame. Io sono fiducioso che riusciremo nel 2025, utilizzando questo riconoscimento, a rendere concreto questo concetto. I colori della Sicilia, con i profumi e i sapori, spiccano nella piazza Duomo di Ortigia, nel padiglione della regione, dove è difficile scegliere. Io credo che i visitatori in questo Expo hanno potuto veramente apprezzare tutto quello che noi produciamo.